Allora, torniamo un po' sulla questione il gas, sempre anche lì mercato libero, c'è nuove possibilità di scelta, ne parliamo dopo se abbiamo un attimo di tempo. La questione che interessa molto tutti quanti è perché c'è questo aumento che era stato già in qualche modo ammortizzato al 50% a luglio, poi adesso si appalesa, così è sembrato, del 40% del costo dell'energia. Il governo dovrà intervenire a breve, non si sa come, in che termini, si parla di IVA, si parla di oneri di sistema che però in parte sono incomprimibili, si parla di tante cose. Cosa sta succedendo? Perché questa impennata così quasi imprevista, o non so se era prevista secondo voi? Allora, tutto è nato, voglio far capire al pubblico che quando veniamo in televisione, siccome noi siamo i terminali di tutte quelle che sono, diciamo, no, le lamentele, ma siamo anche coloro che vedono il mercato come si muove, noi già quest'estate, quando il governo è intervenuto la prima volta per tamponare gli aumenti, sapevamo tutti che stava aumentando la domanda di energia e noi siamo già energivori, non abbiamo autonomia energivora. Quindi, guarda caso, io in questa trasmissione, quando abbiamo fatto, ci siamo messi d'accordo, ho detto: ma oggi parlo di energia. Io sono sfortunato perché lunedì hanno cominciato a dire aumenta del 40% la bolletta della luce e del gas. Ma perché? Cosa c'è? Perché c'è un aumento della domanda mondiale? Non è un caso, Elena, perché a livello mondiale le materie prime stanno aumentando in maniera esponenziale, ma non è solo per l'energia, parlo per i materiali dell'edilizia, parlo per tutti gli altri materiali che servono per altre attività, parlo dei chip per esempio, no? Dei componenti per i chip dei computer. Io ho prenotato una stampante già da 3 mesi, non arrivano più stampanti perché non ci sono i microchip. Le auto stanno andando in malora perché mancano i microchip per metterli sui famosi, come si dice, navigatori, tutte quelle robe là. E anche per la meccanica stessa. Per cui, aumento delle materie prime. Poi dopo c'è stato un aumento esponenziale della domanda. Ragazzi, dobbiamo capire che se la domanda aumenta molto, no? Rispetto all'offerta, chiaramente i prezzi salgono, ma salgono in maniera incontrollata. Cosa succede? Che nella bolletta di energia, tu parlavi del gas, ma nelle bollette di energia elettrica e gas, no? Abbiamo già detto, e lo dico ancora una volta, che 1/3, no, è colpa dell'aumento della materia prima, ma gli altri 2/3, possiamo dire fra virgolette, che è colpa di quelle altre spese che il nostro caro telespettatore chiamava costi aggiuntivi, ma non sono costi aggiuntivi, sono costi proprio di gestione dell'energia. Chiaro. È un messaggio, cioè le pennali di cui parlava riguardano tutti i contratti, comprese internet? Bene. Sì, dico al telespettatore che tranquillamente le penali a qualsiasi livello lei faccia il contratto, cioè o in uno store fisico, oppure su internet, oppure per telefono, perché va tanto di moda anche fare i contratti per telefono, che bella cosa, no? Sicuramente non devono prevedere penali. Va bene? Quindi stia tranquillo, cioè, è chiaro che poi dopo, oggi come oggi, si sta incominciando già a privilegiare anche, diciamo, il web, per cui i contratti via web giustamente diventeranno, diciamo, la nuova frontiera, perché fare la telefonata ancora e lo store fisico peggio ancora, insomma. Ma anche in qualsiasi tipo di contratto non deve prevedere penali. Non deve prevedere penali, dico se non riesco a pagare le bollette per un problema con il mercato libero, ne posso parlare con il mio gestore, e più grande è il gestore più è difficile trovare un accordo. Questo è il mio pensiero. Il suo pensiero è molto diretto e molto bello, perché lei forse ha centrato il problema sul discorso che Elena su cui Elena cercava di portarmi, cioè: ma c'è differenza fra i grandi gestori e i piccoli gestori? È chiaro che il grande gestore, governando milioni di utenze, no, lascia margini, diciamo, non molto come si dice, affrontabili. Invece il piccolo gestore, no, se non paghi la bolletta, poi vi rivolgete all'associazione dei consumatori, si può incominciare a ragionare una rateizzazione, una ridiscussione anche, anche sui consumi,
e sui costi dei consumi, eccetera. Per cui in teoria non dovrebbero esserci, in teoria, però sappiamo che poi dopo nella pratica i piccoli venditori, no, cercano anche di venire incontro di più, ma per un problema proprio loro di marketing e anche di affermazione sul territorio, per cui non c'è tanta differenza, però anche le grandi aziende, io ne sono testimone perché sono conciliatore per le grandi aziende di energia, cercano di venire incontro all'utente moroso, però ragazzi bisogna anche capire che ci sono dei margini su cui gli uffici commerciali non possono derogare, per cui chiaramente il nostro telespettatore, ecco, si orienti, non faccia distinzioni, ma si preoccupi di più anche sul fatto che se ha una morosità deve discuterla. Chiaro. E venite alle associazioni, perché possiamo anche aiutarvi a dare anche delle motivazioni che siano cogenti, perché molte volte uno alza il telefono incazzato, non posso perché mi ha licenziato, eccetera. Al venditore non è che importa, cioè il venditore deve fare il business, non può star là a dire ma Elena ha perso il posto di lavoro, non mi paga la bolletta un mese, 2, 3, ma poi dopo bisogna trovare una soluzione, e questo forse con noi associazioni dei consumatori, che facciamo anche da mediatori, da intermediari, possiamo in fase di reclamo, di conciliazione, cercare anche, se ci sono stati anche dei disagi eccetera subiti, cercare di trovare un accordo extragiudiziale, no avvocati, no giudici, no tribunali, ragazzi, no avvocati, no giudici, no tribunali. Fateci lavorare a noi associazioni su queste cose, perché ci sono tante cause, ancora ci sono 5 milioni e mezzo di cause per gli avvocati da fare su altre cose che non sia la bolletta del telefono, della luce. Un'altra cosa, relativamente a questi aumenti previsti, voi avete un peso, potrete in qualche modo insistere perché si trovi una quadra della situazione, perché abbiamo l'IVA, si parla di IVA, 10% per i consumatori, 22% per altri, sono oneri molto molto alti. Abbiamo le associazioni di categoria che si sono alzate subito perché noi dovremmo farle ricadere sul prodotto, sul servizio finito, per cui aumento del costo dei prodotti, del trasporto, dei servizi, cioè diventa disastroso. Agricoltura, utilizza l'energia elettrica, insomma non faccio l'elenco delle categorie che hanno già esternato il loro dissenso da questo. Che ruolo avrete? Riuscirete? Pensate che ci sia possibilità? Noi quando succedono, diciamo, questi momenti di grande tensione eccetera, abbiamo un referente che è il Ministero dello Sviluppo Economico, che ci convoca. Io quando ero in segreteria nazionale abbiamo avuto varie convocazioni su questi tavoli dei ministeri. Qual è il problema? Il problema è che le associazioni dei consumatori sicuramente con la loro esperienza possono dare un contributo per vedere di trovare delle soluzioni che cerchino di non scontentare, perché se accontenti uno troppo ne scontenti un altro. Adesso tu mi hai tirato fuori il discorso del residenziale domestico e degli energivori che sarebbero le aziende, no? Se tu mi abbassi l'IVA al domestico, che è anche giusto perché diciamo il consumatore finale è quello busta paga se gli va bene, oppure il lavoratore occasionale eccetera, che ha già il problema di pagare la bolletta, ma come è ben detto, se l'IVA gliela sbologno tutta alle aziende, le aziende dicono ma ascolta, va bene, io già consumo tanto, il costo del lavoro, il costo delle utenze, no? Quale sarà la ricaduta sui prezzi? E quindi anche di nuovo ritorniamo il cane che si morde la coda. Qual è il mio pensiero? Io l'altra sera ho avuto un attimo così, quando ho visto il primo telegiornale 40%, ho detto ecco accidenti, io giovedì vado là, adesso sentiremo gente che dirà stranamente però siete stati bravissimi telespettatori. Tranquilli. Eravamo molto agitati, io e Elena, su sta roba qua. Ho fatto questo pensiero, ma allora abbiamo dei costi che influiscono per un terzo sulla bolletta, che sono i costi delle materie prime. Su quello sia i consumatori che chiunque altro non può agire, perché là ci vogliono diciamo delle prese di campo politiche, no? Diciamo, su tutte quelle che sono le forniture eccetera. Possiamo agire sulla parte incomprimibile. Allora abbiamo detto che ci sono le accise, l'IVA e ci sono le spese di trasporto e gestione.
Io ti ho detto che festeggio 15 anni. 15 anni fa, quando sono arrivato, la prima cosa che mi sono trovato, no, è stata quella di dire che le spese di gestione e di trasporto diciamo del distributore dell'alta tensione, che è Terna in Italia, no, stava ammodernando tutte quante le sue infrastrutture per poter, a minor costo, fornire la stessa quantità di energia. Allora io dico, adesso ci sta arrivando un tesoro, una bella pacca di soldi, si dice in dialetto veneto, una pacca di soldi, per poter efficientare tutte quelle che sono diciamo, i passaggi dall'alta tensione alla minima tensione dell'energia. Bene, facciamolo, ma non stiamo a dire alla gente, al povero consumatore, che è una questione di 6 mesi, di un mese. Ci vogliono anni, ci vuole una programmazione. Ma adesso quindi la bolletta sarà... La bolletta, sa cosa faranno? Toglieranno un po' d'IVA da una parte, poi la metteranno su un'altra cosa, aumenterà l'IVA sugli alimentari. Guarda, non voglio fare il profeta perché facciamo corna come i napoletani, però voglio dire, tenteranno sicuramente, hanno stanziato 3 miliardi. Chiaro, di quali siamo soldi? in chiusura. Siamo in chiusura. Ho capito, allora, vabbè, dai. Allora, Sergio Taurino, presidente ADOC, grazie di essere stato qui con noi. Il tema è lungo, è periglioso, ne parleremo naturalmente ancora, naturalmente. Ci saranno altri approfondimenti anche alla luce magari dei messaggi che potrebbero arrivare poi successivo, o le mail da voi telespettatori. Grazie ancora, rivolgetevi anche per questa attività di conciliazione alle sedi ADOC presenti sul territorio, c'è il sito internet, ci sono le mail, scrivete e prima di disperarvi per una certa situazione è meglio avere il parere e il consulto di esperti. Grazie ancora, grazie al Presidente e a voi di averci seguito. A presto, domani. E grazie ai telespettatori, grazie.